Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Sesta giornata di Serie B-Win all'Euganeo, un testacoda tra Padova e Modena. Dal canto conferma il 4-3-3, in avanti c'è Dramé con Cacia e Cutolo, in panchina Cuffa e Osogui in non perfette condizioni fisiche. Replica il Modena, sempre traballante la posizione di mister Bergodi, che si affida ad un 4-4-2, in attacco Fabinho e Bernacci. Anche all'Euganeo viene osservato un minuto di silenzio per i 3 militari caduti in Afghanistan. Arbitra l'incontro il signor Merchiori di Ferrara. Quinto minuto, subito Padova in avanti e Cacia che scalda le mani a Caglioni, pallone che si perde sul fondo. Attenzione, 2 minuti dopo Cutolo va via sul filo del fuorigioco, il pallone sul sinistro, il bolide di Cutolo deviato in corner da Perna. Che occasione per il Padova. Rivediamo il sinistro dell'attaccante dei Veneti, poi colpo di testa di Ciaramitaro, è la prima occasione, se vogliamo chiamarla così, per il Modena. Ancora Padova, un tiro dalla distanza di Capitan Italiano, tiro troppo centrale. Partita che a causa del gran caldo non vive di grandi ritmi. Cutolo ancora dalla distanza, pallone fuori. Partita che potrebbe cambiare al minuto 34, doppia ammonizione per il difensore Legati, espulsione per doppia ammonizione per questo intervento su Bernacci. Fuori Dramé, dentro Trevisan per il Padova, poi viene espulso anche il direttore sportivo Foschi per proteste, non convince l'arbitraggio di Merchiori. Ma ancora Padova nel finale di primo tempo, il bolide di Italiano, la grande risposta di Caglioni, sempre attento il portiere del Modena anche nell'azione successiva su Cutolo. Che risposta da parte del portiere degli emiliani, non sembra troppo preoccupato mister Dal Canto. Si va così nella ripresa con il Modena che cerca di uscire dal guscio. Colpo di testa di Bernacci da posizione incredibile, Bernacci sbaglia tutto. 69esimo, colpo di testa di Cacia, il pallone finisce alto, non sembra in giornata l'attaccante del Padova. Guardate che controllo e che occasione sprecata ancora una volta da Cacia, che però si fa perdonare. Minuto 74, lancio di Marcolini, Cacia che va via al difensore del Modena e deposita in rete. 1-0 per il Padova, esplode la gioia all'Euganeo, ma che errore da parte del difensore di Aguraga. Il Padova che passa in vantaggio con Cacia, seconda rete in questo campionato per l'attaccante del Padova. Ancora Padova in avanti con Lazarevic che colpisce l'esterno della rete. Poi attenzione, punizione di Italiano, che bolide! Padova 2, Modena 0, ha segnato Italiano, raddoppio pesantissimo per il Padova che in 10 riesce a piegare il Modena. Grande partita da parte degli uomini di Dal Canto. Modena che nel finale ci prova con Giglioli. Tutto qui il Modena nella ripresa e sono 3 punti pesantissimi per il Padova che è in testa alla classifica insieme a Brescia e Torino. Gran festa all'Euganeo.